Gli ingredienti per questo piatto sono lievito, farina e sale. Versiamo farina, sale e acqua in una terrina. Aggiungiamo il lievito e impastiamo il tutto. Continuiamo a impastare aggiungendo acqua calda di tanto in tanto per mantenere la consistenza desiderata. Continuiamo a impastare finché si raggiunge una consistenza soffice. Quando l'impasto è pronto, versiamolo su un piano di marmo e tagliamolo a pezzetti con un coltello di plastica. Spolveriamo di farina i pezzetti. E arrotoliamoli dando loro la dimensione di un'arancia media. Poniamo le palle di pasta su un vassoio e facciamo riposare. Copriamo il vassoio con una pellicola di plastica e lasciamo riposare per circa 30 minuti. Prendiamo la pasta baslama e arrotoliamola su un piano di marmo. Poniamo la pasta arrotolata in una padella e cuociamo a temperatura media. Una volta cotto il baslama, tagliamolo a fette e serviamo.